Finalmente è stata presa la decisione finale per lo svolgimento dei prossimi esami di terza media e quelli di maturità. La maturità 2020 prevede una tesina e l'orale si terrà entro i 60 minuti. Ad annunciarlo la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina durante il question time alla Camera. La ministra Azzolina, parlando alla Camera e non solo, ha ribadito che la maturità 2020 sarà in presenza. La tesina verterà su un elaborato concernente alle discipline di indirizzo. Infine, la commissione d'esame sarà composta da membri interni e un presidente esterno. Per quanto riguarda gli esami di terza media, l'ordinanza non è ancora stata pubblicata, ma il Ministero ha annunciato che l'esame si risolverà con una tesina senza colloquio. La conclusione del ciclo della scuola media dunque sarà un lavoro preparato con l'aiuto degli insegnanti, niente prove e neanche colloquio. Nelle scuole però si cercano modalità per sottolineare comunque l'importante momento di passaggio. Le ordinanze dovrebbero essere pubblicate quindi subito dopo il 18 maggio perché predisposte tenendo conto delle previsioni del decreto legge 22-2020 sulla non riapertura delle scuole entro quella data. In proposito si spera che nel frattempo vi sia un atto formale, forse un decreto legge ministeriale che legittimi quanto più volte annunciato circa la non riapertura delle scuole. Poiché le ordinanze sugli esami di Stato sono applicative di quanto previsto dal decreto legge, per l'esame di terza media dovrebbe essere confermato che non si tratterà di un esame nemmeno con il colloquio, come invece previsto per la maturità, bensì della valutazione dello scrutinio finale da parte del Consiglio di classe. Niente esame né tantomeno commissione e sottocommissioni, come prevedono le norme ordinarie in materia. Nel frattempo però al Senato si stanno per approvare gli emendamenti al decreto scuola, tra cui alcuni che prevedono la modifica di quella sostituzione delle prove d'esame per la terza media, disponendo invece in analogia con la maturità un esame con colloquio in presenza oppure a distanza.